Alessandro Serena, docente universitario, ma soprattutto nipote di Moira. Moira sta al circo come Jimi Hendrix sta al rock, cioè al di là di quello che ha fatto è quello che rappresenta che è importante. Quindi questa è una mostra dedicata a un'icona. È così. E non è facile. Non è facile. Noi abbiamo deciso, innanzitutto è proprio vero che ci sono alcuni fuori categoria, come dire Maradona, no? che diventano una cosa di più della categoria alla quale appartengono. E questo è sicuramente il caso di Moira, che oltre ad essere stata la regina indiscussa del circo italiano per 60 anni, ha girato anche 50 pellicole importanti, era una bellissima donna, veramente mozzafiato. Si posso raccontare un piccolo aneddoto. Quando il Circo Orfei arrivava nelle piccole cittadine, soprattutto in Veneto, il parroco metteva in guardia i suoi fedeli dicendo: è arrivato il Circo Orfei, non andateci perché le donne sono troppo belle e troppo succinte. E il giorno dopo il circo era pieno ovviamente di gente, quindi era la migliore pubblicità. Quindi il parroco non aveva imparato niente. Il parroco della vita non aveva soprattutto questi aspetti che riguardavano Toscani non aveva imparato niente. Esatto. E quindi è proprio così. Moira va al di là del circo, è diventata un'icona popolare a 360 gradi, anche con delle connotazioni particolari che sembrano contraddirsi. Per esempio lei, la regina dello Sfarzo, amava rivendicare la propria appartenenza a una famiglia di origine Sinti. Lei, che aveva a cuore il modello di famiglia classica tradizionale, innamoratissima del marito e dei due figli Stefano e Lara, gelosissima, allo stesso tempo era diventata una icona anche della comunità gay internazionale. Ancora oggi si organizzano dei concorsi di sosia di Moira Orfei realizzati dai trans, e quindi Moira tra l'altro li prendeva in giro: non sei mica bella come me, non ti pensare di essere bella come me. Quindi tutte queste caratteristiche fanno di lei un personaggio che va al di là delle categorie, e quindi noi, dovendoli riconoscere questo tributo a San Giovanni Piave, abbiamo pensato di articolare la mostra così. È un regalo di sensazioni. Abbiamo raccolto 70 scatti fotografici che la rappresentano in ogni suo aspetto: da piccola, da nonna, da diva del cinema a fianco di Mastroianni, di Walter Chiari, di Nino Manfredi, da icona della cultura popolare che incontrava quotidianamente il Papa, Federico Fellini e quanti altri, poi una ventina di manifesti originali di circo e cinema che raccontano la sua straordinaria carriera, e ancora una ventina di opere, di quadri dipinti da un altro suo nipote, Riccardo Orfei. Ogni quadro abbiamo postato una scheda che racconta anche un po' la storia del circo. In più ci sono dei memorabilia, quindi degli abiti di scena delle sue produzioni, e il pezzo a cui io tengo di più è proprio Moira. Abbiamo un manichino vestito con il suo costume di scena preferito e con uno di quei testali che lei amava tanto. Quindi una mostra rigorosamente non rigorosa. Lei deve svelarci un segreto, sì, che non è tanto un segreto. I capelli di Moira erano un berretto praticamente. I capelli di Moira cofana, erano aiutati nel suo essere cofana, ma nel corso degli anni, dei lustri, hanno cambiato ovviamente non tanto la fisionomia, certo, perché lei ci teneva molto a tenere questa sua fisionomia con questa, come ha detto lei, cofana che rimaneva sempre la stessa. Uno dei motivi del successo di Moira è essere un marchio quasi, come dire la Coca-Cola del circo, no? Sempre il topolino, sempre uguale a se stessa. E però la gestione dei capelli è cambiata nel corso degli anni. Tra l'altro questo mi permette di dire che la zia era spiritosamente attenta agli anni, no? Non gli piaceva tanto, da diva, non gli piaceva tanto dire la sua età. Io ho curato per Albaldini e Castoldi la sezione circo del dizionario dello spettacolo del Novecento, abbiamo presentato a Milano, poi lei mi ha preso da parte e mi ha detto: Alessandro, ma ed è proprio tenuto a indicare il mio rinascita nel dizionario, non potevi fare a meno? Cioè, ci siamo messi a ridere perché quella volta si era arrabbiata. Era una diva. Era una diva, però con noi nipoti, con noi gente del circo manteneva la matrona, era ancora la grande matrona, sì, della famiglia. Da una parte era molto affettuosa, molto severa, perché lei voleva che lo spettacolo fosse sempre il massimo, quindi era molto severa nelle prove, nell'attenzione ai costumi. Se qualcuno andava in scena con un costume non perfetto si arrabbiava, era molto severa, ma era anche molto spiritosa, simpatica, affettuosa. Tra l'altro era amata da tutti i colleghi del circo, cioè, non si trova un circense italiano che ancora adesso non spenda delle belle parole per lei. Liana, il rapporto con Liana? Bellissimo.
bellissimo, Diana Orfei, che ha compiuto gli anni pochi giorni Tentarono fa. il dualismo per un periodo. No, sì, ma sicuramente c'era questa competizione, però era... Mora, la bionda. La Mora e la bionda, era anche, ci giocavano sopra Erano come perfette Ronaldo e Messi, diciamo erano così. perfette per Sanremo, sì. Sì, tra l'altro Diana, approfitto per salutarla, è stata un personaggio, la signora del circo, Moira sarà regina, anche questo suo sfarzo, questo suo atteggiamento. Diana è veramente più sobria, più contenuta, però veramente anche lei è un grande personaggio. Meno Sinti. Sì, esatto, meno Sinti, probabilmente. Va bene.